che attraversi il mare, pur amando la tua terra, tu che hai lasciato i figli del tuo paese in guerra. I colori dell'umanità, questo è il video musicale di cui ne abbiamo sentito qualche nota, una canzone musicata dal maestro Gigi Finistrella, scritta dal presidente dell'Associazione Agorà delle Donne Maria Grazia Brandara insieme al docente della LUMSA, professor Ettore Franzini, e realizzata da Acra Folk con i musicisti e tecnici Pino Infurno, Svaldo Rizzo, Gaetano Scimè, Graziano Mossuto. Questo brano e questo video è nato 5 mesi fa, con l'idea bellissima, geniale di Maria Grazia Brandara, che ne è l'autrice dei testi assieme al professore Ettore Franzini, e mi ha dato la possibilità di poter creare la musica di queste bellissime parole che materialmente sono un po' la realtà di quella che sta vivendo Lampedusa già negli anni e che l'anno scorso purtroppo ha avuto quella tragica epilogo di tutti quei morti. Questo brano è stato come se fosse premonitore di quello che è successo allora e in sintesi racchiude tutto ciò che può essere la situazione reale del bacino del Mediterraneo e Lampedusa in modo focale come territorio, perché purtroppo tutto si riflette su Lampedusa come persone che muoiono, persone che arrivano e che questo ovviamente dà molto dispiacere e dolore. La sensibilità di Maria Grazia Brandara è stata quella di creare dei testi così toccanti, così piccanti, che mi hanno indotto a creare una musica un po' fuori dai generi, avvalendomi della mia associazione Acra Folk e quindi tutti i suoi componenti, validissimi componenti, che nel video si riscontrano. E ne siamo fieri ovviamente, che possiamo anche dare noi un apporto a quella che è la grandezza di Lampedusa e tutto ciò che sta facendo Lampedusa per tutti questi anni. Senza amore, dimmi che mondo è. Una produzione che fa appello ai principi di umanità insiti nella nostra cultura e che conosce il valore emblematico dell'accoglienza che Lampedusa ha sempre generosamente profuso verso chi la chiedeva e che oggi 3 ottobre vuole ricordare tanti minori innocenti. Brandara e Franzini si fanno tante domande che mettono in discussione l'operazione Mare Nostrum, ma in genere la complessa macchina dell'immigrazione. C'è qualcosa di sbagliato in tutto questo, sbaglia chi parte, chi lascia partire, chi accoglie, chi non accoglie, nessuna risposta può dare risoluzione al problema. Il video è girato a Lampedusa con suggestive immagini dei momenti più significativi dell'accoglienza, per non dimenticare quello che è successo un anno come oggi, e termina con le parole del Papa in occasione della sua storica trasferta a Lampedusa. La cultura del benessere che ci porta a pensare a noi stessi ci rende insensibili alle grida degli altri.